Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. Ebbene sì, c'è il derby di Milano, Milan-Inter, partita che per quello che mi riguarda non ha nessun senso, nessuna importanza, ha importanza solo per l'Inter che deve evitare di suicidarsi per non vincere questo scudetto, ed ha importanza per qualche illuso milanista che si accontenta di arrivare tra le prime quattro. Per me è una stagione comunque abbastanza fallimentare. Arrivare a 10 punti dal primo posto non è questo che ci si aspetta dal Milan. Però noi andiamo a ripercorrere un vecchio Milan-Inter, parliamo del 3 marzo del 2002, quindi cerco sempre di fare partite, di analizzare partite in linea con il periodo in cui si giocano adesso. È una partita un po' simile a quella di oggi, perché siamo alla 25esima giornata. Il Milan di Ancelotti, che ha sostituito Terim in autunno, è in lotta per il quarto posto, si sta giocando il quarto posto con il Bologna, mentre l'Inter di Cooper è in questa lotta scudetto, in questo triangolo scudetto con Juventus e Roma. Distanze siderali di punti, anche lì abbastanza simile ad oggi. È una partita molto molto noiosa, succede poco e niente. Infatti adesso vi faccio vedere che cosa scrive la Gazzetta dello Sport di lunedì 4 marzo. La decide Christian Vieri al 78esimo, un gol molto strano su un cross da destra in mischia, diversi rimpalli. Alla fine Vieri, i gol che faceva lui con queste sorte di ginocchiate, di colpi di coscia, risultava comunque sempre efficace. L'Inter si porta a casa il derby. E la cosa curiosa di quel campionato è che sì, l'Inter starà in lotta scudetto fino all'ultima giornata, ma alla fine il suicidio proprio dell'Inter di Cooper all'ultima giornata con la Lazio non solo consentirà alla Juventus il sorpasso e la vittoria dello scudetto, ma consentirà anche alla Roma di superare l'Inter, e quindi l'Inter da prima si ritroverà terza a fare i preliminari di Coppa Campioni, come il Milan, che è distante 15, 16, 20 punti, arriva quarto. E quindi la cosa che i milanisti, diciamo che quel giorno lì, il 5 maggio del 2002, gli interisti si sono sentiti gli sfottò degli juventini e gli sfottò dei milanisti, avrebbero potuto dire ai milanisti: vabbè, che volete, siete arrivati un'infinità di punti sotto. Ma sostanzialmente il risultato fu lo stesso: Inter terza e Milan quarto. È vero che non è lo stesso sviluppo del campionato, però a conti fatti fecero i preliminari entrambe le squadre. Grazie a Dio il Milan fece i preliminari, perché lo portarono poi a vincere la Coppa dei Campioni nel 2003, quando arrivare quarti aveva un senso perché c'erano delle velleità e delle ambizioni. Arrivare quarti oggi è uguale. Vi faccio vedere la Gazzetta dello Sport, l'articolo della Gazzetta dello Sport di quel giorno è Vieri l'uomo derby. Vedete, molti sbadigli a San Siro, poi il Milan deve arrendersi al cannoniere, eccolo qui, e qui c'è l'esultanza di Vieri che finisce in porta con il pallone in quel gol che vi ho raccontato prima. E qui c'è pure la volata scudetto in basso, vedete, con Inter, Juventus e Roma a giocarsi il titolo, con il calendario, con un po' la tabella scudetto di quel finale pazzo di campionato del 2001-2002. Vi faccio vedere rapidamente anche le due squadre dall'album. Questo è il Milan, c'è già, vedete, Ancelotti in panchina, e vi faccio vedere la pagina centrale dell'album con la maggior parte dei giocatori, difensori e centrocampisti, e la maglia anche che aveva il Milan in quella stagione lì. E vi faccio vedere anche l'Inter, stessa cosa. Poi c'è questo scudetto non ufficiale dell'Inter, e la Panini evidentemente non aveva i diritti per utilizzare il marchio ufficiale dell'Inter. Questa cosa per 2 o 3 anni ci fu negli album. E questo è l'Inter 2001-2002. Vedete, c'è anche Sergio Conceição, che poi è stato allenatore del Milan poco tempo fa. Questa è l'Inter. Qui credo che non ci sia Vieri, che è nell'altra pagina. Andiamo a vedere il giocatore che decise quel derby lì.
e oggi si gioca, insomma in questo fine settimana si gioca Milan-Inter, vedremo come andrà a finire. Quella volta vinse l'Inter, stavolta chissà. Ciao!